Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Un cordiale saluto gentili amici e amiche, ben ritrovati a questa edizione di Friuli TV Linea Diretta. Apriamo subito con con la cronaca per quanto riguarda quello che è accaduto nelle ultime ore in Friuli Venezia Giulia. Parliamo di confine perché a stretto giro partiranno i pattugliamenti congiunti tra Italia e Slovenia lungo la fascia confinaria e si spera possano costituire uno strumento atto a frenare gli ingressi dei migranti. Lo ha affermato il questore di Trieste, Irene Tittoni, a margine di un incontro. Il documento di intenti, che stabilisce anche le procedure di carattere operativo, è stato firmato da Roma. Adesso, ha aggiunto il questore, sarà controfirmato dai colleghi sloveni e non appena sarà perfezionato prenderà il via l'attività. Per quanto riguarda gli arrivi, ha aggiunto, dal 1° gennaio si vede un lieve incremento dei flussi migratori nell'ordine di circa 100 unità rispetto al medesimo periodo dell'anno scorso. La situazione è attentamente monitorata. Il dato, ha concluso il questore, si attesta sui numeri dello scorso anno, non c'è un picco di incremento rispetto al medesimo periodo del 2020. Adesso rientriamo in studio, ci trasferiamo a Trieste con un servizio. Oggi da Sistiana a Castelreggio, un piccolo tour per far conoscere nel Friuli Venezia Giulia il progetto Marles. Di cosa si tratta? Questo Marles è un progetto Interreg fra l'Italia, la Croazia e la Slovenia, consiste nel raccogliere lo spiaggiato delle nostre coste e trattarlo, nel nostro caso con l'ARPA, e dividerlo catalizzando. Di conseguenza va detto che ci vuole la collaborazione dei gestori, nel caso specifico siamo a Castelreggio e ringraziamo la proprietà perché lo fanno a titolo gratuito ed è quindi un servizio in più che viene dato alla cittadinanza e quindi alla nostra regione. Quindi di questo ringraziamo tutti i gestori che partecipano a questo progetto, ma che va nel senso di rendere il nostro mare più pulito. Lo è per la balneazione, ma sappiamo che le spiagge hanno il problema comunque delle plastiche e in questo momento stiamo cercando di dare una risposta anche a questo. Poi ci sarà da fare tanto, lo stiamo facendo con l'informazione, specie dei più giovani, dando un senso a quella che è la rivoluzione culturale in campo ambientale, quindi partire dai più giovani per far cambiare appunto la mentalità di tutti, ma ci stiamo riuscendo anche in questo caso molto bene e poi fra qualche settimana partiranno proprio dal mare di Trieste col Sea Summer con una collaborazione fra noi e la Barcolana i primi stati generali dell'ambiente che partiranno dal mare per arrivare a terra e anche i prossimi anni. Si tratta di mettere insieme tutte le nazioni che insistono nell'Alto Adriatico e quindi nei prossimi anni anche quelle dell'area mitteleuropea per condividere il futuro ambientale da qua ai prossimi decenni. Rientriamo in studio per un'altra notizia perché i turisti, anche stranieri, sono in attesa di capire quali decisioni assumerà l'Italia sul Green Pass. Per questo l'auspicio è che si faccia chiarezza al più presto, quanto meno su chi deve usarlo e in quali circostanze diventa obbligatorio, per ridurre quello stato di incertezza che sta rallentando la voglia di vacanza che noi comunque percepiamo nelle persone. Lo chiede la presidente di Federalberghi Friuli Venezia Giulia, Paola Schneider. Adesso andiamo ad Aviano per un'altra notizia. Con questo atto oggi si chiude la fase più delicata del procedimento amministrativo per l'acquisizione della prontonterapia ad Aviano. Ringrazio la commissione di valutazione e gli uffici tecnici che hanno operato con grande scrupolo in una situazione resa molto complessa dalle limitazioni anti-Covid. Commenta così il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla salute Riccardo Riccardi. La conclusione della fase di affidamento della gara per la fornitura di un sistema di protonterapia al centro di riferimento oncologico di Aviano. Ad aggiudicarsi l'appalto e il raggruppamento temporaneo di impresa costituite dalle ditte IBA Ion Beam Application SA del Belgio, Bettiol SRL Bolzano. Dopo la predisposizione della documentazione di gara, l'avvio ufficiale della procedura era avvenuto nel maggio 2020.
Alla scadenza del bando era pervenuta un'unica offerta, presentata dallo stesso raggruppamento, che è stato poi confermato vincitore. E con questa notizia chiudiamo qui questa pagina flash informativa live. Tutte le altre notizie sul nostro sito www.friulitv.net. Come sempre, grazie per la visione e l'ascolto e buona giornata a tutti. Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere.